Qui non si può stare tranquilli di niente, è sempre da stare sempre attenti. Supermercato Coop di via Ronzinella a Mogliano, dopo la rapina del fine settimana, la seconda in 8 giorni con modalità molto simili nella cintura urbana di Treviso, i clienti non nascondono la loro preoccupazione. I rapinatori del sabato sera sono già stati ribattezzati quelli che hanno colpito Alfamila di Viale della Repubblica 10 giorni fa e quelli che l'altro ieri hanno fatto irruzione, pistola in pugno, nel supermercato chiuso da pochi minuti. Hanno forzato una porta sul retro, calandosi sul viso i passamontagna e prendendo di sorpresa il personale, i 3 dipendenti ancora nel negozio. Obiettivo anche questa volta la cassaforte, ma nessuno dei presenti vi aveva accesso e così i malviventi si sono dovuti accontentare del denaro in cassa. Questo è un primo episodio che che capita qui, quindi forse c'è motivo per allarmarsi un pochino, insomma, ecco, solo questo. Visto che questo è anche un supermercato che viene, almeno noi lo frequentiamo, sì, spesso. Sui rimedi non lo so, c'è chi preposto per far questo, però ecco, io parlo da fruitore. Modalità molto simili quelle usate dai banditi nei 2 distinti episodi di Villorba e Mogliano, tanto che i carabinieri non escludono possa trattarsi degli stessi individui. In quest'ultimo caso i banditi in azione sono stati ripresi anche dalle telecamere di videosorveglianza, una doppietta che spinge ad alzare la guardia in orari e zone più a rischio, con la gente che d'altro canto non intravede molte altre soluzioni al fenomeno. Rafforzare i controlli. No. E sperare che non succeda.